Ciao a tutti, io mi chiamo Tamara Omasta, vengo da Gorizia, ho 19 anni. Sono finalista di Miss Mondo Friuli Venezia Giulia e oggi vi parlerò del castello di Gorizia. La costruzione del castello di Gorizia risale al 1001, anno nel quale compare per la prima volta il titolo di conte di Gorizia, abbinato a Enrico IV di Spanheim. Alla morte di Leonardo, l'ultimo conte di Gorizia, avvenuta nel 1500, il feudo e il castello di Gorizia divennero proprietà di Massimiliano I d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, il quale nel 1508 perse la fortificazione e il territorio cadde nelle mani della Repubblica di Venezia per un periodo di 13 mesi. Durante la Prima Guerra Mondiale il castello fu danneggiato dai bombardamenti e fu restaurato negli anni che vanno dal 1934 al 1937 dall'architetto Ferdinando Forlati. Il castello adesso ospita il Museo del Medioevo Goriziano e il Museo della Grande Guerra. Sopra l'entrata c'è una statua raffigurante il leone di San Marco, simbolo della Serenissima. Questo è tutto, io vi saluto, un grande bacione, un bocca al lupo a tutte le ragazze e ci vediamo il 5 maggio. Ciao!